E adesso parliamo invece della situazione esplosiva di San Michele, al tagliamento esplosiva alla luce di una lettera che è giunta anche al nostro indirizzo, firmata da Giuseppe Morsanuto, già vice sindaco e coordinatore comunale di Forza Italia, Daniele Nadalin, capogruppo vice coordinatore comunale di Forza Italia, Federica Dalla Torre, assessore comunale già di Forza Italia, Alessandro Pitacolo, assessore comunale di Forza Italia. Cari concittadini, inizia così la missiva. Dopo il clamore dei fatti che hanno portato allo scioglimento del Consiglio Comunale di San Michele, è giusto dare un sereno chiarimento pubblico sulle ragioni che hanno fatto maturare la decisione, seppur sofferta, di non accordare ulteriormente la fiducia all'ex sindaco Giorgio Vizzon. Da subito, già all'indomani delle elezioni, egli si rivelò persona ben diversa da quella che noi lealmente avevamo sostenuto in campagna elettorale. Il suo primo atto di pesante prevaricazione, così la definiscono i quattro, fu di imporre la nomina del figlio di Moreno Teso, suo padre padrone politico, sono parole di, lo ripetiamo, Giuseppe Morsanuto, Daniele Nadalin, Federica Dalla Torre, Alessandro Pitacolo, come assessore ai lavori pubblici, tradendo gli accordi elettorali. Quale persona di buon senso, continua, può ragionevolmente pensare che il motivo della caduta dell'amministrazione comunale di San Michele sia da attribuire alle spese di rappresentanza del CAIPT, spese comunque assunte, come Vizzon ben sa, con il consenso di tutti gli organismi di controlli societari. Ma la cosa più incoerente è che lui, dopo aver gridato allo scandalo, ha approvato tali spese, votando il bilancio del CAIPT che le contiene, dimostrando così che ben altre erano le logiche del suo falso moralismo. Affermiamo quindi che noi non abbiamo nulla a che fare con la gestione e le varie vicissitudini legate al consorzio Acquedotto, cercano di chiarire appunto gli ex consiglieri e assessori di San Michele. La verità è che noi ci siamo trovati coinvolti, nostro malgrado, in un regolamento di conti. La verità è che Vizzon voleva estromettere dalla giunta senza alcun motivo plausibile il vice sindaco Morsanuto, cosa che Morsanuto stesso ha detto ai nostri microfoni già diverse settimane fa. La verità è che Vizzon voleva estrometterci dalla giunta perché noi eravamo scomodi, in quanto avevamo chiaramente manifestato la nostra contrarietà su alcune spinose questioni urbanistiche ereditate dall'amministrazione Bornacin e adesso aggiungiamo quello che è un po' la novità che ci riferiscono queste quattro persone. La verità è che si voleva imporre un vergognoso scambio di alleanze con l'entrata nel PDL, battezzata personalmente da Moreno Teso, udite udite, niente poco di meno che di Sergio Bornacin, sindaco discusso, a voler essere gentili, da noi sconfitto lo scorso anno e oggi amorevolmente guancia a guancia con Teso e Vizzon. Naturalmente Moreno Teso e Sergio Bornacin soprattutto possono venire qui quando vogliono per replicare alla lettera di questi quattro ex consiglieri e ex assessori, che ringrazio perché hanno dimostrato alla luce del sole di voler dire la loro versione dei fatti.